Bene, buongiorno a tutti. Innanzitutto un saluto ai presenti in sala, come chi ci sta seguendo da remoto. Un caloroso ringraziamento a Cristian Barzazzi, alla Fondazione Giovanni Leoni, nonché alla collega e amica Francesca Scatto che ha voluto e sostenuto l'evento odierno. È in arrivo anche l'assessore Nazzarin che in questo momento però sta partecipando a una videoconferenza della conferenza delle regioni. Io vi rubo pochi istanti per una breve considerazione e mi scuso se devo lasciarvi, ma sono impegnato con l'ufficio di presidenza, anche appunto sia a rappresentare il Consiglio e dopo la giunta regionale ci sono le figure assolutamente più indicate per questa iniziativa, la Presidente della quinta commissione, della sesta commissione cultura, scusate, e poi l'assessore ai servizi sociali. Il cervello di una persona adulta consuma circa 20 watt di potenza continua, più o meno il consumo di una lampadina, e nonostante questo è capace di fare cose incredibili, ben al di là di qualsiasi cosa si possa oggi ottenere con qualsiasi computer. L'idea che noi si usi solamente il 10% delle effettive potenzialità del nostro cervello è una leggenda difficile da scalfire, anche se c'è un dato di fatto incontrovertibile. In verità noi sappiamo ancora ben poco delle nostre potenzialità e non a caso se periodicamente la ricerca sposta i confini del nostro sapere sul cervello lasciandoci sempre meravigliati. Ecco, davanti all'esperienza appunto di Riccardo Barzazzi, narrata nel libro che oggi presentiamo, la meraviglia si fa sbalordimento, perché scopriamo come esistono strade inesplorate, capaci di aprire nuovi e insospettabili orizzonti, grazie a persone di grande coraggio e doti non comuni come Cristian Barzazzi, tutta la sua famiglia, o persone come Josapa Stipetic, fisioterapista, insegnante del metodo Fedrankis, entra immediatamente in sintonia con il piccolo Riccardo con risultati sorprendenti. Certo, questo libro, Il tuo sorriso illumina la nostra vita, una storia tra amore e metodo Feldrakis, scritto appunto da Cristian Barzazzi, parla della straordinaria alchimia dei sentimenti e della loro potenza, ma anche la testimonianza di un altrettanto straordinario investimento in intelligenza, ricerca, scienza e medicina applicata. Un'operazione difficile che ha portato a risultati insperati e che apre la strada, come dicevo, a nuove riflessioni, campi di indagine e applicazione. Non c'è solo la speranza di Riccardo, c'è la speranza di tante famiglie e non solo di chi è affetto da tetraparesi spastico-distonica, ma di chiunque si trovi ad affrontare sfide alle quali la scienza medica deve ancora trovare risposte adeguate. Il vero motore di questa vicenda è l'amore, come recita il titolo, quello istintivo, naturale alla vita e la difesa della vita di chi si ama senza confini. C'è chi ha suggerito una improbabile radice etimologica tra il concetto di amore, chiamando in causa la lingua latina un'alfa privativa da cui deriverebbe A-mors, cioè senza morte come origine del termine, quasi a sottolineare l'intensità infinita e senza confini di questo sentimento potente. L'etimologia altamente discutibile ma affascinante e convincente sintesi se applicata appunto alla vicenda della famiglia Barzazzi, all'amore messo in campo e per noi tutti una lezione su cui riflettere e davanti alla quale ci sentiamo veramente piccoli. Il mondo esiste solo per il respiro dei bambini che vanno a scuola, leggiamo nel Talmud babilonese. Oggi Riccardo va a scuola e la sua esperienza è la nostra speranza. Ho parlato fin troppo, passo la conduzione alla collega Francesca Scatto e buona presentazione a tutti. Grazie al Presidente Ciambetti, ma soprattutto grazie a voi per aver dato questa possibilità oggi di parlare di Riccardo. Grazie Cristian per aver scritto questo libro, grazie Maria Giovanna, mamma di Riccardo, grazie a tutti i medici, a tutti coloro, grazie al fratello di Cristian e grazie a
tutti voi, grazie a tutti, perché è una battaglia. È una battaglia, come diceva il presidente Ciambetti, in nome dell'amore. E quell'amore che fa muovere il mondo. Tant'è che a un certo punto nel libro mi ha colpito una frase, verso la fine, dice l'autore: perché credo vada ribadito, tanto più per le nuove generazioni, il concetto che noi siamo la nostra cultura e le nostre tradizioni. Credo che la nostra umanità possa manifestarsi al meglio attraverso le espressioni artistiche, grazie alle quali i nostri sentimenti e la nostra essenza possono raggiungere le vette della conoscenza umana e probabilmente addirittura tendere a quella divina. Ritengo che solo in tal modo potremo favorire l'evoluzione della coscienza umana. Tutto questo parte da Riccardo, da mamma, quindi da genitore. Nel leggere le pagine di questo libro non vi nascondo l'angoscia, quello che io ho pensato leggendo le parole di Christian. L'ho provato, nel senso che ho provato l'angoscia, ma ho pensato a che cosa devono aver provato i genitori. E poi il sorriso di Riccardo, la forza che Riccardo ha saputo dare, sembra una frase detta così, ma la forza che questo sorriso ha saputo dare ai genitori, perché se è vero che l'artefice, diciamo, la forza è di Christian, non da meno è stata quella di Maria Giovanna, che l'ha supportato e che, come ogni cuore di mamma sa, magari molte volte l'aiuto è arrivato dal silenzio, da un lavoro silenzioso, e quindi comunque sempre da una sinergia anche con la sorella di Riccardo, che era piccola, e non posso nascondervi la sensazione, la grande emozione in quel passo, Christian, in cui dici che tua figlia ti ha detto: sai, la dottoressa andando via mi ha chiesto come stavo. Quindi c'è tutta una dinamica familiare. Penso che tutto il mondo, e non solo la famiglia, tutto il mondo di conoscenze si sia stretto in un grande abbraccio, ma soprattutto la cosa bella è stata che il fatto di crederci ha portato a dei risultati, perché questo metodo Feldenkrais sta dando dei grandi risultati, e poterli vedere, averli sott'occhio tutti i giorni, credo che sia, come dire, una cosa impagabile. La preoccupazione di un genitore che poi quando c'è una patologia simile si preoccupa anche del fatto che chi dovrà rimanere accanto a Riccardo, e nella fattispecie la sorella, dovrà avere un peso che possa essere il più leggero possibile, e quindi ecco che è sostanzialmente una catena. Mi fa anche piacere che la Regione, spero che dovrebbe raggiungerci quanto prima l'assessore Lanzarin, che anche la Regione Veneto ci ha messo del suo e ancora molto c'è da fare, e mi ha veramente toccato il cuore. Anche adesso si fa un gran parlare della carenza di medici, di tutte le problematiche legate al mondo della sanità, e anche i medici sono stati non solo presenti professionalmente, ma, come facevo notare prima, con il cuore, perché alla fine è sempre il cuore che ci fa andare nelle direzioni giuste. Il cuore
insieme alla professionalità, d'accordo, ma io sostengo e sosterrò sempre che la nostra umanità, come diceva Christian nelle frasi che ho letto poc'anzi, noi siamo questo, noi siamo il darci e noi saremo valutati in base a quanto abbiamo saputo dare e prenderci cura degli altri. Io vi ho rubato anche troppo tempo, penso che Christian e le altre persone qui presenti, tra l'altro un ringraziamento particolare anche al dottor Zuin, direttore dei servizi sociosanitari dell'ASL 3, che ci ha onorato della sua presenza. Prego. Grazie Presidente Scatto. Grazie Francesca, veramente di cuore, lo dicevo prima dell'inizio, ma diciamolo anche appunto a chi ci segue da remoto sui moderni social, perché questo passaggio è fondamentale per il percorso ormai decennale della nostra fondazione, che vuol far conoscere non solo la storia di Riccardo, ma vuole aprire gli orizzonti. Allora io non mi dilungherei molto, farei un salto immediato dentro il libro, ma prima vorrei dire una frase che ho citato appunto nell'inizio, nella prefazione, che è una frase del Vangelo di San Matteo, che è: gratuitamente avete ricevuto e gratuitamente date. Ecco, questo è un po' la sintesi dell'amore, l'amore dove si dà tutto gratuitamente, tanto più per i figli, e quindi tutti noi che abbiamo dei ruoli tanto più istituzionali o professionali o anche nella quotidianità del nostro lavoro dobbiamo dare molto di più di quello che abbiamo ricevuto, perché altrettanto nella stessa misura ci sarà dato nella vita eterna. Quindi adesso la Valentina, che era pronta, l'architetto Valentina Furlan è stata coinvolta, ci farà balzare immediatamente in questa storia, quindi ci leggerà un passo e poi ne leggeremo altri due e dopo scorreremo le slide. Valentina Favaretto, però lo prendo come un complimento. Aspetto nel vano scale innanzi alla sala d'attesa, quando un'infermiera mi raggiunge. Mi chiede se sono il marito di Maria Giovanna. Al mio sentire mi invita a entrare in una stanza. Mi fa sedere e già qui inizia a preoccuparmi. Poi mi dice testualmente: sua moglie non respira, è intubata, ma non riusciamo a stabilizzarla. Il mio sangue gela, non aggiunge altro. Mi guarda in volto e abbassa lo sguardo. E io, in questo silenzio interminabile, la interrogo con foga. Il bambino? Lei. Stiamo cercando di rianimarlo. Esce, sono solo. In una stanza semibuia, adibita al dopoparto, vuota. Io, una sedia, un letto, delle pareti colorate. Nessun parente sa nulla di quanto sta accadendo, se non mia madre, che abita sotto di noi e a cui ho affidato con poche parole mia figlia, che fortunatamente stava dormendo, ignara di tutto. Inizio a pregare il Santo Rosario, con fervore, con un'intensità mai raggiunta, né prima né dopo nella mia vita. Maria, Madre nostra, proteggi mia moglie, il mio bambino. Nello scandire le Ave Maria aggiungo con piena sincerità e amore incondizionato: Signore, prendi la mia vita, ma non la loro. E prego San Giovanni Paolo II, San José Maria Escrivá, mio padre morto da poco, di intercedere presso il Signore Gesù per questo miracolo. Le lacrime rigano il mio volto. Prego, prego, prego. Chiamo mio fratello all'estero per impegni professionali e grido: stanno morendo, e piango, non riesco a dire altro. Esce dopo un tempo interminabile, passato come l'eternità, questa volta il medico. Si avvicina a me, è provato anche lui. Quella bandana sul capo fa da barriera al sudore che cade sulla sua fronte, che sbrigativamente si asciuga con un braccio. Mi dice che in 30 anni di carriera non ha mai visto nulla di simile. Continua ignorando che io sia un avvocato. Forse lei ci farà causa, ma le assicuro che veramente non so spiegarle l'accaduto. È così umano. Non sa cosa sia successo. Lo capiremo solo 7 anni dopo, un rarissimo caso, 7,7 nati su 100.000, di embolia da liquido amniotico. Sintomatologia ove il piccolo quasi sempre muore e la madre, nell'esiguo numero di casi in cui sopravvive, resta gravemente menomata. Aggiunge che il bambino è vivo, è tenuto in vita da respiratore, verrà portato a Padova in terapia intensiva.
Mia moglie ha un'emorragia che non si arresta, va operata, se sopravviverà non potrà più avere figli. Serve il mio assenso, rapidamente penso al terzo figlio che desideravamo tanto. In stato catatonico consento, che responsabilità, come farò a dirglielo? Mi interrogo in quel momento. Dopo un'ora sento un'infermiera che sbraita, fategli almeno vedere il bambino. Mi chiamano e mi portano al lettino di Riccardo, è così bello, così grasso, non si muove, non piange. È intubato e avviluppato in un mare di fili, sonde, sensori. Il suo sguardo è fisso nel vuoto, assente. Chiedo di potergli fare una foto. Esco in lacrime. Difficile non avere neanche adesso, perché ogni volta che rivivo questa esperienza sono le lacrime che rigano il mio volto, ma io mi sono tenuto infatti un pezzo da incazzato, che è il capitolo del libro Non potrà mai. I medici sono tutti concordi nel sostenere che Riccardo non potrà mai camminare o parlare. Effettivamente a ogni visita manifesta le evidenti limitazioni funzionali, l'impossibilità di reggere il capo anche quando ormai aveva già 1 anno d'età, per non dire del mancato raggiungimento delle altre tappe dello sviluppo, quali il rotolare piuttosto che lo strisciare o gattonare, afferrarsi i piedi o mettersi le mani in bocca o il pronunciare le prime lallazioni. Quando alle successive visite sbandieravamo quel certificato davanti agli occhi del medico di turno, dopo la sua iniziale riluttanza iniziava con il repertorio di Non potrà mai, che ogni genitore di bambino con una paralisi cerebrale si è sentito dire. Non potrà mai camminare, non potrà mai parlare, non potrà mai avere unità sociale, non potrà mai alimentarsi da solo. Tutti a leggere quei faldoni di documenti, ma nessuno che guardasse Riccardo negli occhi, o meglio, nessuno che guardasse al di là di quello che vedeva, nessuno che pensasse che sì, in fondo, la scienza è un'arte, la scienza medica è un approccio multidisciplinare, tanto più quando si tratta di un bambino, tanto più quando si parla dello sviluppo del cervello di un bambino. Nessuno pensava che sì, sino ad oggi questi bambini hanno avuto poche possibilità di recupero significative. Ma se non immaginiamo, se non sogniamo il futuro, questo inevitabilmente sarà uguale al presente ed al passato. Se negli ultimi 70 anni questi bambini sono stati sottoposti a protocolli di cura che hanno fornito margini di recupero, oserei dire modesti, forse bisogna interrogarsi se questi protocolli possano cambiare, se si possa usare, o meglio, se si possa esplorare qualche altra possibilità, o se si debba. Sì, esplorare, ricercare, in fondo proprio ciò che l'arte medica dovrebbe fare, con rigore scientifico, con metodo scientifico verificabile e falsificabile, con tutte le garanzie di poter replicare e confrontare i risultati raggiunti con quelli di un gruppo di controllo. Ecco, questo è importante, quindi abbiamo dalla disperazione siamo passati all'immaginare che la scienza ci potesse dare qualcosa. E adesso per la lettura successiva inviterei il professor Stefano Sartori. Prima di leggere questo capitolo mi piaceva condividere con voi una considerazione, nel senso che quando ognuno di noi legge un libro, conosce delle persone, porta a casa dei messaggi. E da medico il messaggio che io ho portato a casa dalla conoscenza di Christian, da poche parole diciamo che ho in alcune occasioni scambiate con la moglie Maria Giovanna, insomma dall'esperienza, è che sappiate, noi medici nel corso della nostra carriera professionale dobbiamo molte volte sviluppare il coraggio di dare delle cattive notizie. E non è semplice, ognuno ha il proprio vissuto, la propria esperienza, la propria formazione, per cui il primo coraggio che dobbiamo prendere e al quale dedichiamo anche probabilmente tanto sforzo e tanto tempo è quello di elencare una serie di non. Ecco, io il messaggio che mi porto a casa dell'amicizia con Christian e della conoscenza della sua storia e quello che mi hanno trasmesso è che, sì è vero, abbiamo bisogno di imparare il coraggio di dare la notizia, di dare una prognosi, di mettere in linea, voglio dire, gli aspetti privativi di una storia di malattia.
ma dobbiamo prendere contestualmente il coraggio, è ancora più difficile del primo coraggio, di fare vedere che ci possono essere delle luci e che il destino non è sempre prevedibile e scontato, per cui dobbiamo avere questo maggiore coraggio, e forse maggiore di quello di dare, diciamo, una notizia, diciamo, negativa. Il far vedere le possibilità di una luce sicuramente ci richiede molto di più, e questo l'ho imparato, diciamo, ascoltando Christian, l'ho rivisto rileggendo il libro, e anche nel passo, diciamo, che vi leggerò emerge secondo me questo messaggio. La scoperta del Feldenkrais. Nell'agosto 2016, come mi piace dire, la divina provvidenza mi raggiunge per il tramite di un'email di Amazon che mi suggerisce la lettura dei libri del prof. Norman Doidge, Il cervello infinito e le guarigioni del cervello. Non mi sembrava vero. Trovo le più recenti ricerche scientifiche in tema di neuroplasticità e l'indicazione di alcuni metodi che possono favorire il suo sviluppo. Cito testualmente: questo libro parla di come il cervello umano è in grado di guarire e del modo in cui, una volta compreso questo processo, molti problemi cerebrali ritenuti incurabili o irriversibili possono migliorare, spesso radicalmente, e in alcuni casi, come vedremo, essere curati. La complessità del cervello gli consente di ripararsi e di migliorare il proprio funzionamento generale. A tutti i pazienti citati in queste pagine era stato detto che non sarebbero migliorati. Per molti anni il termine guarigione è stato usato raramente a proposito di cervello, come invece accadeva per altri organi o apparati. Parlerò di genitori a cui era stato detto che i loro figli autistici o con una lesione cerebrale non avrebbero mai portato a termine un'educazione normale, e che al contrario li hanno visti diplomarsi o perfino andare all'università, diventare indipendenti e sviluppare profonde amicizie. Qui riprende l'autore. Poi il dottor Doidge continua spiegando come, e cito le guarigioni del cervello, citate appunto dall'autore, i movimenti lenti e morbidi della mano sul corpo possono curare i problemi cognitivi di una ragazza quasi paralizzata e nata senza un'ampia regione cerebrale, e di come il corpo ed i sensi siano come canali principali per modificare il cervello e il modo più naturale e meno invasivo per guarire. Nel narrare il caso di Elizabeth, bambina affetta da un'ipoplasia cerebellare, cioè nata senza un terzo del cervello, a cui era stato diagnosticato un futuro di grave disabilità connotato da spasticità in tutto il lato sinistro del corpo ed incapacità a muoversi spontaneamente, e che non aveva trovato alcun conforto in tutte le terapie convenzionali, Doidge illustra come Moshe Feldenkrais, dopo averla visitata, promise ai genitori: quando avrà 18 anni sarà come se non fosse successo niente. Ebbene, oggi Elizabeth, dopo aver beneficiato delle lezioni di Moshe e dei suoi allievi, ha 30 anni, 2 lauree e cammina e si muove con tale facilità che nessuno immaginerebbe a quale destino sarebbe andata incontro senza il lavoro di Feldenkrais, di Anat Baniel, nella migliore delle ipotesi, paralizzata, ricoverata con un grave ritardo mentale. Riprende Christian: sono entusiasta di questa lettura, letteralmente divoro il libro in 3 giorni, condivido con mia moglie questo tesoro, le leggo i passi più significativi. Una nuova speranza, un metodo di Feldenkrais, il Feldenkrais, che con movimenti morbidi, dolci, partendo da cosa il bambino sa fare, può insegnargli nuove abilità, senza imposizioni, preconcetti, forzature, assecondando le abilità del bambino presenti e il suo equilibrio emotivo. Senza pianti soprattutto. Non più non sa fare, una rivoluzione, osservando cosa sa fare, e da lì si parte, dobbiamo provarlo. Lo decidiamo in pochi secondi, solo guardandoci negli occhi, che ci scintillano dall'entusiasmo, nessuna esitazione, grandi aspettative. Sposto da qui, così cominciamo a scorrere le slide che abbiamo preparato, che daranno un'immagine reale di che cos'è questa storia, perché le parole sono molto forti, ma le immagini decisamente più dirompenti.
Allora, questo metodo, qui raccontiamo della storia della fondazione, ormai è 10 anni, abbiamo già fatto decisamente un percorso importante, un anno più di Riccardo, e nel 2019 abbiamo sostenuto appunto l'ampliamento di una clinica vicino casa, ma in particolar modo, e qui siamo nella sede istituzionale, sempre nel 2019 il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la modifica di una legge, la 6 del 2019, per cui la Regione Veneto è l'unica che rimborsa questo metodo alle famiglie con i bambini disabili. Quindi questo è importantissimo, perché il Consiglio ha già fatto un passo molto importante, anche se oggi poi arriverò con la proposta che abbiamo in discussione di portare avanti un progetto di sperimentazione, proprio per dimostrare il fatto che questo metodo può essere dato a tutti. Abbiamo poi fatto dell'attività artistica, ecco, importantissimo anche questo, ha citato la Presidente Scatto prima, quindi quanto l'arte ci possa aiutare appunto ad ampliare l'orizzonte del nostro pensiero. I conoscimenti scientifici, qui passo veloce, ma abbiamo una lettera della professoressa Corazza, la consigliera per le ragioni sociali del Presidente della Repubblica Mattarella, la Presidente del Senato, la Presidente della Giunta regionale, il nostro Presidente Luca Zaia, quindi hanno riconosciuto l'importante attività scientifica che la Fondazione sta facendo e ci hanno incoraggiato appunto anche nel proseguire nel connubio con l'attività culturale. Qui c'è il programma dell'attività del 2023, importante, un articolo uscito sul Gazzettino, appunto con molto risalto, la mostra d'arte che ci sarà questo venerdì, la corsa di Pasquetta è andata benissimo, eravamo in 3.000, per cui un grande risultato, un gala di beneficenza, ma soprattutto 2 eventi in autunno, un gala di danza classica al Teatro Malibran a ottobre 23 e soprattutto un seminario alla Fondazione Cini. Eccolo qua. Questo seminario è importantissimo perché tra i relatori siamo riusciti ad ottenere la presenza ed in persona del professor Norman Doige, che si confronterà assieme appunto ad altri rappresentanti del mondo accademico italiano, il professor Reiklin, il professor Sinigaglia, il professor Masiero, il professor Sartori che è qui presente oggi, il professor Perilongo, quindi abbiamo messo assieme poi nel lato pratico il Feldenkrais, quindi c'è Josipa Stipec che racconterà di alcuni casi pratici, l'avvocato Martina appunto Bruscagnin che ci racconterà dell'esperienza di vivere a Onlus, per cui cerchiamo di dare gli orizzonti in quello che può essere il futuro nella riabilitazione appunto di questi bambini. Ma che cos'è la paralisi cerebrale? È la causa più comune di disabilità al mondo infantile, sono interessati 17 milioni di persone, di bambini e poi ragazzini nel mondo, per cui un numero veramente mostruoso. Questo è importante perché non è una malattia rara. Ci sono 2000 nuovi nati in Italia, vuol dire quasi 6 al giorno. Quindi dobbiamo capire che questo ha un impatto nella società, oserei dire devastante, sia dal punto di vista psicologico, dal punto di vista economico, delle cure che le istituzioni devono assicurare e purtroppo ad oggi, come avete capito, la possibilità per questi bambini, soprattutto quelli con le diagnosi più severe, di poter migliorare non è nemmeno immaginata. Andiamo al Feldenkrais, quasi impronunciabile questo cognome, ma Moshe Feldenkrais non era un esoterico, ma era un fisico, lavorava nel laboratorio del professore Curie a Parigi prima della Seconda Guerra Mondiale, dove fu diviso l'atomo d'uranio che poi diede origine anche appunto a scoperte importantissime e furono premiati con il premio Nobel, per cui era veramente una persona di grandissimo ingegno, fu consulente durante la Seconda Guerra Mondiale della Marina Militare inglese per l'invenzione del sonar e del suo miglioramento e imparò sulla sua pelle a causa di un banalissimo infortunio ad un ginocchio che con dei movimenti estremamente dolci e delicati si poteva aiutare il corpo a recuperare appunto delle funzioni che erano state perse, ma per un danno al cervello, quindi si bruciano dei neuroni e io li aiuto in qualche maniera, proprio perché sono tantissime, le connessioni sono anche le più inimmaginabili, e li aiuto appunto a percepire il corpo per poter utilizzarlo. Ecco qui la nascita, un disastro, ho scritto, cioè, Apgar 1 su 1, pH 6,8, cioè, gli indicatori sono 10, aveva un minimo di polso, se no sarebbe stato morto. Non c'è niente da dire, l'avete sentito prima, è lì, i documenti lo dicono. Andiamo avanti, scusate che ho schiacciato il doppio, ecco qua. La diagnosi, abbiamo una risonanza magnetica, quindi esami strumentali, è scomparsa il normale disegno delle circonvoluzioni cerebrali, per cui era evidentissimo il danno cerebrale ed il ritardo sia cognitivo che motorio che era immaginato, l'elettroencefalogramma EEG, scarsa organizzazione dell'attività elettrica.
poi vediamo le crisi epilettiche con la sindrome di West, tetraparesi spastico distonica, l'ho evidenziato, eccola lì, la diagnosi quel 24 dicembre del 2014. Per cui era pacifica questa diagnosi, non era un fraintendimento, una mala diagnosi, eccetera. E qui la foto lo si vede, scusate perché cambio, perché sennò non riesco a leggere, e ritorno qui, dalla foto si vede la spasticità nel corpo, classica dei bambini con tetraparesi, gambe unite, rigide, mani chiuse a pugno, testa incassata, non si muoveva, era un ciocco di legno. Immaginiamo Pinocchio forgiato appunto da Collodi, e questo purtroppo erano questi bambini che piangono sempre, che non riescono ad alimentarsi, non riescono a dormire. Andiamo avanti, eccoci qua, 1 anno di vita, bello, sorridente. E da qui la parte cognitiva ci aiuta a capire che questo bambino, appunto, grazie a Dio, capiva, però il corpo era sempre quello, è solo più grande. Ecco, la ricerca, l'avete sentito il passo di prima, scopriamo questo metodo e quindi dopo aver viaggiato, vissuto in California, in Israele, un po' dappertutto, riusciamo a capire che anche in Italia c'è un centro dove viene dato questo metodo e scopriamo appunto l'amica Josipa Stipeticira, che è un'insegnante Feldenkrais nonché fisioterapista. Qui ecco un passaggio importante, il rapporto con la sorella, l'ha detto anche prima Francesca, è un rapporto unico, non c'è uguale, come quello con la mamma, come vi racconto nel libro, ed è importante perché quello che c'è tra di loro non è equiparabile a nulla e ci sarà sempre. Però vedete il bambino è sorridente, i piedi sono ruotati, la manina è chiusa a pugno, non è cambiato nulla. A 2 anni, eccola qui, abbiamo la bolla, invalido, lo racconto nel libro, abbiamo deciso purtroppo di farci anche questo riconoscimento, ipertonio estensorio arti inferiori e superiori, vuol dire AISS, in conclusione quadro neuromotorio di importante sofferenza ipossico-ischemica, persiste ipertono generalizzato, in più ritardo psicomatorio. Per cui a 2 anni e 6 mesi siamo ancora lì. Abbiamo il professor Sartori, vorrei chiedere quanti bambini ha visto che sono arrivati a 2 anni, 6 mesi, a 3 anni e andiamo ancora più avanti ed erano incasellati lì, quello era il suo futuro. Vedete i movimenti molto, molto rigidi, senza possibilità di torcere il corpo, il busto, guarda il viso ma non riesce a muoversi. 3 anni e 6 mesi siamo sempre lì, è cresciuto ma siamo sempre bloccati lì. Andiamo a 4 anni, iniziamo a giugno 2018 il Feldenkrais. Si inizia a intravedere qualcosina, e qui sono solo 2-3 mesi, però qualcosa forse iniziate a vedere, anche chi di voi magari non ha mai visto un caso del genere. Andiamo avanti, 4 anni e 6 mesi, qui siamo a settembre, sono altri 3 mesi, vedete la foto, è completamente diverso, qui è solo 3-4 mesi che fa il metodo Feldenkrais, ma guardate come è seduto, le gambine iniziano a separarsi, il piede destro è quasi dritto, le manine sono appoggiate con i gomiti, quindi è sorridente, grazie a Dio il suo sorriso che illumina la nostra vita, quindi iniziamo a vedere che qualcosa inizia a cambiare, che già a 4 anni e 6 mesi, cioè normalmente questi bambini non migliorano a quell'età, non c'è nessun motivo perché dovrebbe migliorare, se non il fatto che ha iniziato questo metodo. Ecco qui guardate, questo è un pezzo di una lezione, la velocità è reale, quindi non è rallentato. Guardate con che attenzione la Josipa, la nostra insegnante Feldenkrais, osserva Riccardo, come lo guarda, come muove con dolcezza il suo ginocchio, sente la schiena. E Riccardo è attento, guarda me che stavo riprendendo, sorride, poi guarda lei, cambia idea e lei lo lascia tornare, quindi non impone il movimento, ma lo segue. Si parlano, su cui non c'è l'audio, ma si fanno dei versetti, lui fa e lei gli risponde per cui c'è anche un dialogo anche sonoro. Lui vuole girare, non vuole girare e lo fa tornare indietro. Quindi non c'è imposizione, sono dei movimenti dolci. E pensate che questi piccoli movimenti, qui saltiamo 7 anni e 4 mesi, 3 anni di questi piccoli movimenti, 3 anni dove ti interroghi, camminerà, parlerà, succederà qualcosa, e pian pianino, pazienti, e vedi che ci sono, dopo una lezione più morbido, dorme un po' di più, mangia un po' di più, le crisi epilettiche sono scomparse. E dico, dopo 4 anni iniziamo ad andare sulle funzioni. Quindi abbiamo fatto questo percorso, siamo arrivati a 7 anni e 4 mesi, iniziamo ad osare. Eccoci qua, 7 anni e 8 mesi, guardate l'immagine, è plastica, cioè come c'è una gamba alzata, la sua gamba sinistra, la gamba destra, il ginocchio è avanti, la mano sinistra è sotto con la mano aperta, la destra è avanti che afferra, quindi il corpo è immobile,
e in maniera diversa, non è pensare all'inizio prima i piedi tutto assieme, non si muove un pezzo di legno, ecco si muove in maniera diversa, un braccio avanti, uno indietro, uno sotto. Ecco qua, 2 mesi dopo, anche con sforzo si vede dalla faccia, iniziamo ad andare in piedi, non ci va da solo ovviamente, lo solleva Josipa, ma non è che lei lo solleva, aspetta che Riccardo inizi a spingere e lo aiuta ad andare. Eccoci qua, dopo 7 mesi. Io sono rimasto stupito quando ho guardato la sequenza, quella che segue. 7 mesi dopo, le prime volte che lo alzava, guardate il capo, come guarda, lo aiuta ovviamente, lo sorregge, non sta in piedi ancora da solo, ci mancherebbe, ma guardate il tronco, appena appena con una mano e appena un ginocchio, Riccardo inizia a stare in piedi. Ecco qua, è un bambino con una postura normale in tanti momenti. Guardate questa immagine, se nessuno di voi sapesse e vedesse solo questa immagine, non la guarderebbe neanche, vede un bel bambino sorridente, le manine aperte, posato, i piedi, rilassato, tranquillo, e anche questa è una cosa per un bambino spastico che è impossibile. Ecco, questo è un altro pezzetto di lezione, sempre a velocità reale. Guardate con che attenzione questo dialogo che c'è tramite il movimento, e pensate che ad ogni piccolo movimento, che non è lei che lo muove, ma lei aspetta anche qui, aspetta che lui alzi la mano. Vede, non gliela mette perché non la vuole mettere, la tira indietro e lo segue. Voi pensate ai neuroni, quanti neuroni si accendono? Cioè, pensate all'universo, che sarà anche il logo che metteremo per il seminario di ottobre, le stelle, le galassie. Di fatto è quello che succede nel cervello con questi piccoli movimenti. Andiamo avanti ancora, 1 mese dopo, ecco qui iniziamo anche a stare seduti. Andiamo avanti, guardate in piedi com'è diverso da prima. Prima sollevato con le braccia, oggi invece sta su con un minimo appoggio. Eccoci qua, 8 anni, 1 mese dopo ancora, siamo a novembre 2022, sta seduto da solo, le prime volte. Adesso giochiamo, anche l'altra sera, lo mollo, poi lui si butta e lo prendo e sorride e ride. Eccoci qua 1 mese dopo, guardate, lo regge appena, siamo arrivati al bacino, quindi dopo 4 anni e 9 mesi. Certo è un tempo lungo. Io nel mio libro dico, sono certo che ballerà il suo matrimonio, prendo in prestito una frase di Moshe Feldenkrais, abbiamo un orizzonte lungo, il necessario. Il titolo di un libro di Amy Pickler è Datemi tempo, gli diamo il tempo che sarà necessario, ma siamo in un percorso di netto ed evidente progresso, ed è questo quello che ci aiuta e ci fa appunto ogni giorno essere certi della scelta che abbiamo fatto. E concludo. Come davvero possiamo aiutare questi bambini? Di sicuro con un approccio terapeutico precoce. La precocità, Riccardo ha iniziato a 4 anni e mezzo questo percorso. E avete visto, dei 3 anni la nostra piccola traversata nel deserto di piccoli movimenti. Se questi bambini, appunto lo si vede dall'esperienza che hanno i terapisti che lavorano con Riccardo, che è 20 anni che fanno questo, quindi hanno visto come questi bambini presi subito nei primi mesi di vita sono migliorati ed sono arrivati a diventare dei bambini che camminano, che corrono, che parlano, che cantano, che danzano, dei bambini normali. E quindi il nostro appunto obiettivo è di cambiare le vite di tutti questi bambini. E questo progetto si chiama Brain Up, che è appunto il primo progetto di sperimentazione scientifica che è appunto volto ad indagare la paralisi cerebrale infantile e la sua possibilità di riabilitazione tramite il metodo Feldenkrais. E quindi il nostro obiettivo qual è? Che, riconosciuta la possibilità di questo metodo di garantire questi risultati importanti, venga offerto a tutti in maniera automatica dal sistema sanitario, perché oggi è vero, viene rimborsato in Veneto, ma purtroppo ancora pochissime famiglie sono a conoscenza di questa opportunità. E invece noi crediamo che le famiglie non devono neanche sapere di tutto questo percorso. Il bambino nasce, purtroppo c'è il problema, gli viene offerta subito questa offerta terapeutica. E anche da un punto di vista economico, per la regione, per lo Stato, insomma per il sistema sanitario, è solo che un beneficio, perché comunque i costi enormi che ci sono di assistenza a questi bambini, le operazioni, le complicazioni, gli ausili e tutto quello che va dietro è stimato in circa 100.000 euro all'anno, quando con un metodo manuale ovviamente va fatta la formazione adeguata dei terapisti, degli insegnanti, ma si può offrire un percorso che oggi veramente inizia ad essere immaginato e seguito, ma che è ancora agli albori. Quindi concludiamo, ecco, l'importanza di una famiglia unita. Abbiamo messo questa foto assieme che abbiamo scelto, che ci piaceva. Siamo uniti, ci amiamo, viviamo nella fede. Anche qui non ho appesantito la narrazione perché c'era già nei testi, ma fondamentale questo percorso di fede cristiana, e ricordiamoci che è uno dei nostri valori, anzi il valore fondamentale che guida la nostra vita. Se abbiamo la fede, quella che viene considerata da molti come una croce, in realtà è un percorso che ti aiuta ad elevarti. Io l'ho scritto, per me non è una croce, io ho avuto tutto dalla vita,
posso solo cercare di darlo agli altri e alle altre famiglie. Mia moglie non solo mi supporta, ma mi sopporta, mi ha anche sopportato tanto, mi ha aiutato, dicevo prima, il mio grillo parlante, con la sua sensibilità, con la sua attenzione. Io sono un po' un martello pneumatico, un asino per certi versi, vado sempre dritto, ma mi ha aiutato e mi ha guidato in questo. Quindi chiudo con questa frase, appunto, il dovere delle istituzioni di offrire questi trattamenti medici all'avanguardia, e quindi ringrazio tutti dell'attenzione e della possibilità veramente preziosa ancora la Presidente Scatto, il Presidente Ciambetti, l'assessore Lanzarin, che anche se non è presente ma sappiamo che ci segue, ci è stata molto vicino in questi anni, è venuta anche in diverse occasioni a trovarci e sta appunto analizzando assieme con i suoi collaboratori questo dossier che è estremamente caldo. Io sono certo che prestissimo riusciremo a partire con questo grande progetto di ricerca, e vi ringrazio ancora tutti.